Oggi è venerdì 22 gennaio 2021. Nessun giorno è un giorno qualunque. Ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. 22 gennaio 1911. Con una partita di calcio tra il Genoa e l'Inter, 110 anni fa viene inaugurato lo stadio di Via del Piano, nel quartiere Marassi a Genova. È il più antico stadio italiano ancora in funzione. Considerato uno dei maggiormente adatti al gioco del calcio, è omologato per ospitare competizioni nazionali e internazionali, ma non le finali. Ospita le partite casalinghe delle due maggiori squadre genovesi, il Genoa e la Sampdoria. In occasione della ristrutturazione in previsione del Mondiale di calcio italiano del 1990 è divenuto uno stadio interamente coperto. All'inizio degli anni 30 lo stadio aveva già avuto un ampliamento. In occasione della inaugurazione dell'impianto rinnovato il 1 gennaio 1933, viene intitolato a Luigi Ferraris, centrocampista e capitano del Genoa. Laureato in ingegneria al Politecnico di Milano, dopo aver militato nella squadra rossoblù dal 1909 al 1912, Ferraris si dedica alla professione, prima di partire volontario per il fronte nella Prima Guerra Mondiale con il grado di tenente. Rimane ucciso all'istante nella mattinata del 23 agosto 1915 da un proiettile di artiglieria sul Monte Maggio, nelle Prealpi Venete. La medaglia d'argento al valor militare che gli viene conferita, in occasione dell'intitolazione dello stadio, viene sotterrata vicino alla porta da gioco sotto la gradinata nord. Nel 1979 un'altra medaglia viene interrata nella stessa zona dello stadio, rispettando le ultime volontà dell'appena deceduto ex portiere del Genoa e della Nazionale Giovanni De Pra. È la medaglia che nel 1962 la Federcalcio gli aveva donato per onorarne la carriera integerrima senza neanche una sola ammonizione e per risarcirlo della mancata consegna, unico fra i calciatori della nazionale, della medaglia di bronzo vinta alle Olimpiadi di Amsterdam del 1928. La medaglia gli era stata negata per volontà di Benito Mussolini, perché De Pra non aveva voluto rivolgersi a lui con il saluto fascista e perché, contraddicendone la volontà di non portare donne nella comitiva olimpica azzurra, aveva voluto con sé la moglie Maria, da poco sposata, con la quale aveva programmato per quel periodo il viaggio di nozze, prima di essere convocato. Quella medaglia è sparita durante i lavori di sistemazione del campo da gioco per i mondiali del 1990, probabilmente sottratta da qualcuno. Ogni giorno può lasciare un segno indelebile, viverlo con lo spirito giusto può renderlo tale. Secondo uno studio dell'Iowa State University, 12 minuti al giorno per esprimere gentilezza verso gli altri e insegnare buoni gesti e belle regole ai bambini sollevano il morale e rendono più felici. Rivolgere un pensiero a chi abbiamo nel cuore o a chi compie gli anni, inviandogli questo minuto di racconto, può essere un'occasione per cominciare bene i nostri 12 minuti di oggi. Buona giornata.